Architetto Lobrutto, coordinatore del progetto, Racalmuto sta vivendo dei momenti importanti con la promozione dei prodotti e tutta una sagra che coinvolge tante realtà. Sì, iniziamo proprio domani, mercoledì, di mattina presso l'Istituto Leonardo Sciascia con dei laboratori didattici dove due associazioni di volontariato con lo chef Moscato faranno vedere il ciclo del grano, dalla mietitura alla battitura alla produzione della farina e quindi poi del pane e della pasta. Mentre nel primo pomeriggio avremo il primo convegno DECO. DECO sono i prodotti tipici locali di Racalmuto di denominazione comunale. Avremo molti relatori illustri, aprirà il convegno l'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, l'ingegnere Angelo Cutaia. Successivamente a fine convegno ci sarà quindi una prima degustazione di prodotti tipici per i partecipanti del convegno e degustazione di vini. Alle ore 20 invece la serata si completerà con una rappresentazione teatrale natalizia presso proprio il Teatro Margherita di Racalmuto, dove i ragazzi della scuola Arcadia si esibiranno. E proseguiranno le iniziative anche giovedì. Sì, giovedì è un altro importantissimo convegno perché noi stiamo abbinando alla enogastronomia degli importanti convegni. Il convegno proprio di giovedì pomeriggio, che si svolgerà presso la sala consiliare del comune di Racalmuto, vedrà gli ordini professionali tecnici tutti riuniti, ordini degli architetti, degli ingegneri, la Fondazione del Mediterraneo degli architetti, geometri, periti, agronomi, agrari, tutti gli ordini quindi professionali, come dicevo. E qui è molto importante perché si parlerà di pianificazione del paesaggio culturale, quindi parliamo non solo quindi delle nostre beni paesaggistici che abbiamo, ma anche delle culture che si possono realizzare in questo bellissimo paesaggio, come ad esempio il paesaggio della Valle dei Templi col suo Diodorus.